Un importante su Palermo mi ha dato l'idea di poter focalizzarmi sul mare. Sei un palermitano di rientro, possiamo dire, ti sei occupato di arte nell'ambito della comunicazione. Adesso ti occupi di arte in quanto arte. Un grande ritorno nella mia amata città palermitana. Sono un palermitano doc, anche se qualcuno quando vado a fare la spesa naturalmente ancora è incredulo e mi aumenta i prezzi. Ti prendono per milanese. Io ho vissuto parecchio in tante città del nord, di cui Milano, e che mi ha dato tanta soddisfazione. Però purtroppo a Milano manca una cosa importantissima, manca il mare. Una cosa per noi isolani, doc, è una cosa che manca. Tornando un po' a rivivere una seconda vita a Palermo, mi ha dato modo di rivivere la città che ho sempre amata, ma soprattutto il mare, sentire l'odore. Io giornalmente mi manca, cioè vado a Porticello, vado a Mondello, vado ovunque per andare a sentire l'odore, perché spesso e volentieri molti postano le fotografie, fanno i filmati, ma l'odore del mare non si sente, e io credo che sia una cosa molto bella. Ti fa rivivere i momenti anche vissuti quando uno era ragazzo, non so, ogni cosa ha il suo fascino.